Tragedia della strada ieri notte, l'ennesima di questo fine settimana di sangue per le strade del Veneto orientale. In 48 ore sono stati 3 gli incidenti mortali. L'ultimo in ordine di tempo ieri sera alle 22:50 lungo lo stradone di Bibioni, località Prati Nuovi di Cesarolo. A perdere la vita un commerciante di 54 anni di origine pakistana con un'attività stagionale a Bibione. L'uomo stava rientrando verso casa a Cesarolo quando la sua Lancia K si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf con a bordo 2 persone residenti a Latisana e Trieste, rimaste ferite gravemente. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato causato da un salto di corsia. Lo scontro è stato violentissimo, la Lancia K speronata sul lato destro e carambolata più volte. A dare l'allarme altri automobilisti che hanno assistito inermi alla tragedia. Un fine settimana di sangue solo nella giornata di sabato 2 gli incidenti mortali che hanno coinvolto 2 giovani. Il primo nel pomeriggio sulla Triestina a Ponte di Tezze dove ha perso la vita un 18enne Lorenzo Carrer, residente a Cessalto nel Trevigiano. L'intera comunità è in lutto. Gravissimo l'amico che era con lui. Lo scooter Yamaha sul quale erano i 2 giovani si è scontrato con l'auto guidata da un 28enne ucraino. Qualche ora più tardi, lungo la 28 tra gli svincoli di Sesto al Reghena e Portogruaro, perdeva la vita Giovanni Laurino, 19 anni. Il giovane stava rientrando a casa a Villanova di Portogruaro dopo aver passato la serata con la sua fidanzata Martina di Sacile. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 106 scontrandosi con il guardrail, sbalzato fuori dall'auto e è stato investito da un'auto che stava sopraggiungendo.